Questi progetti arrivano come proposte da società private che investono decine di milioni di euro con il fine principale di massimizzare i loro profitti. Quindi qualcosa che viene calato sul territorio a beneficio principalmente di soggetti privati. E questo io credo che faccia un doppio danno. Un primo danno a quel territorio che si vede calare dall'alto delle scelte di progettualità che non sono loro, che non hanno a che fare con quel territorio. Il secondo che rischia di minare la fiducia delle istituzioni locali e delle persone in un processo di transizione ecologica ed energetica che è necessario. Ora, lo dico al sindaco e mi spiace, insomma, ecco, credo che a fronte delle regole del gioco definite oggi, salvo che non saltino fuori degli strumenti che sono non dico dei palliativi, ma che degli strumenti che sono un po', diciamo, una fantasia normativa, il quadro è quello che queste cose si sono richieste, probabilmente chi le richiede stando dentro le regole, quindi è un tema veramente difficile da poter affrontare. Vedremo, è scoppiata ieri la questione e sicuramente l'intenzione dell'assessore, quindi dico dell'amministrazione regionale, è quello di cercare di bloccare questo tipo di proposta.